torniamo al discorso del colore del mantello dell'asino sardo. Tipicamente il 95% degli asini che noi vediamo anche nelle stampe, nelle riproduzioni, nelle fotografie antiche anche di 150 anni fa, sono ordinariamente grigi. Ma non è vero che non esisteva il nero con le stesse caratteristiche morfologiche, quindi come dimensione e come tipicità di soggetto, perché se andiamo a vedere in alcune foto noi ritroviamo gli asinelli neri a fianco a quelli grigi e hanno le stesse caratteristiche morfologiche. Questo sta a dimostrare che il gene del nero era presente, ma essendo un genere eccessivo, molte volte viene superato dal gene del grigio, che è un gene dominante che lo copre, e ha necessità di una ricombinazione genetica dopo 2, 3, 4, a volte anche 5 generazioni, che non si incontrano una quantità di geni provenienti dalla parte materna e dalla parte paterna che portano il colore nero. Quella combinazione ci dà il risultato che stiamo vedendo adesso. Infatti, se andiamo a vedere alcune foto intorno al 1900, 1910, 1920, quando gli asinelli venivano utilizzati per la somma, andiamo a vedere che in mezzo a una carovana di 10-12 asini grigi c'era uno e qualche volta anche due di colore nero, sempre con le stesse caratteristiche morfologiche, ma col mantello scuro. Questo è veramente molto scuro, però alcune volte diciamo erano un po' più chiari di questo, ma non grigi, sempre tendenti al nero. Stiamo parlando di una piccola percentuale della popolazione, ma che era esistente. C'è una lotta fra i cuccioli e infatti l'asina si è immediatamente allertata. Sì. Bene l'ho condotta Quello del nero. sto ancora registrando.